Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Sassuolo e Livorno di fronte per la 19ª giornata del campionato B-Win. Emiliani sempre più vicini alla vetta, ma forse non nel migliore momento, con la singolare convivenza con il Pescara di Zeman. Livorno che invece arriva al Braglia nel suo peggior momento, un solo punto nelle ultime 4 partite. Novellino che nonostante il malumore della piazza e il difficile momento viene confermato dalla presidenza dopo un colloquio intenso. Diverso destino per Pea invece, che ha la fiducia della presidenza, dei giocatori tutti e del tifo nero-verde. Il primo squilla all'8° minuto con Dionisi, un'azione insistita, il destro si perde poi sul fondo, la palla viene deviata. Al 10° minuto Terranova invece tocca proprio lo stesso Dionisi, il tocco c'è, il direttore di gara non ha alcun dubbio e indica il dischetto, giocatore che viene anche ammonito. Abbiamo la possibilità di rivedere il fallo netto su Dionisi. Non ci sono dubbi, è proprio il stesso giocatore che va ad incaricarsi del rigore. Parte il tiro di Dionisi e la palla entra in porta nonostante l'estremo difensore riesca a toccare il pallone. Il gol di Dionisi vale il vantaggio provvisorio del Livorno. Al 12° minuto, quindi un minuto più tardi, prova a reagire il Sassuolo con il destro potente di Laverone. Poi l'ammonizione di Genevieve che costerà sicuramente caro al Livorno, un'ammonizione importante da segnare sul taccuino. Si chiude il primo tempo ancora con il Sassuolo avanti. Al 35° il tiro di Laverone, il suo sinistro sporco, viene deviato dall'ottimo estremo difensore del Livorno. Si ricomincia nella ripresa con Kofi, il suo primo squillo importante fa valere sicuramente le armi del Sassuolo che deve necessariamente rincorrere. Al 61° arriva infatti il pareggio di Sansone, azione confusa, pallone vagante, un pasticcio di Lambrughi, il sinistro, e il gol che vale l'1-1. Sansone sempre veramente importante per l'economia di questa squadra. Rivediamo l'azione, il pasticcio dei due difensori, Sansone approfitta in maniera cinica il sinistro ed è il gol. Ma al 65°, come dicevamo, il fallo di Genevieve, questa volta viene espulso il giocatore Livorno che rimane in 10 uomini sull'1-1, una ammonizione, quella del primo tempo, che ora costa carissima alla squadra di Novellino. Al 67° il Sassuolo approfitta di questa superiorità numerica, miracolo di Barni. Sembra un intervento semplice il suo, ma il coefficiente di difficoltà è molto molto alto. Al 70° ancora Boaci, la traversa, la bomba del giocatore che ha cambiato il destino di questa partita e lo cambierà ancora, perché proprio Boaci cambia il volto di questa partita. Gran giocatore, capace di regalare emozioni come questo sombrero, il fallo di Miglionico, il tiro di Sansone dal dischetto che vale sicuramente il vantaggio e la vittoria. Rivediamo il sombrero, il fallo di Miglionico che non può dire nulla, il sinistro di Sansone ed è il 2-1, 8° gol per lui e doppietta, passerella poi per il giocatore che uscirà tra l'applauso del pubblico. Finisce con questo rigore calciato e con il tiro che va a spiazzare l'estremo difensore questa partita, finisce 2-1. Ritrova la vittoria dopo 3 turni il Sassuolo, invece 4ª sconfitta per il Livorno, e per Novellino ora è tempo di bilancio.